Ultimo giorno per le candidature in vista delle liste per le prossime amministrative. Alle 12 scadeva infatti il termine ultimo per depositare nomi, simboli e liste. 12 i comuni al voto, di cui in solo due, Belluno e Feltre, è possibile ci sia poi un ballottaggio. Sia nell'uno come nell'altro il sindaco uscente non può ricandidarsi avendo entrambi già svolto 2 mandati e se nel capoluogo i candidati sindaco saranno 3, come a San Gregorio nelle Alpi e la Mon, uno in più ci sarà a Feltre, dove il quarto si è aggiunto al fotofinish e a Cortina d'Ampezzo anche lei con ben 4 contendenti. Due soli candidati invece a Falcade, Auronzo di Cadore e Soverdene. Sarà invece automatica, essendo una corsa in solitaria, la rielezione a Rivamonte a Gordino di Giovanni Deon, che si ricandida così come Carlo Zanella al Cesi Maggiore. E corsa in solitaria sarà anche quella di Sarabona a Tambre. Lo stesso a Fonzaso, dove fino all'ultimo si è temuto non si presentasse nessuno, mentre invece il gruppo che già amministrava si è ripresentato con il simbolo Bene Comune Fonzaso e indicando come futuro primo cittadino Cristian Pasa. In totale diverse centinaia i candidati consiglieri, tra cui spiccano i circa 300 che competono nella sola Belluno per 32 posti e i 150 di Feltre, dove i posti disponibili in consiglio comunale sono la metà, andando via via a scendere a seconda della dimensione del comune stesso. Tutti i numeri e candidature che ovviamente andranno verificati dalla commissione elettorale, cui spetta l'onere della convalida per ciascuno di essi.